L'Italia selvatica, misteriosa e incantevole, è in mezzo a noi. Ci impaurisce, ci attira, ci interessa, anche perché ci parla di noi. Sono sempre più vicini a noi. A raccontare è Daniele Zovi di Asiago, per 40 anni nel Corpo Forestale dello Stato. Il libro si intitola Italia selvatica, storie di orsi, lupi, gatti selvatici, lontre, sciacalli dorati, linci e un castoro. Il territorio nazionale è coperto di boschi per il 38%, cioè i boschi sono quasi raddoppiati negli ultimi 100 anni. Abbiamo più foreste oggi che nel 1800. Diciamo che ogni volta che l'uomo abbandona uno spazio, qualsiasi spazio esso sia, viene occupato da alberi. E questa grande presenza di foreste richiama sempre degli animali selvatici. Ben prima di vederlo davvero, il lupo ha popolato il nostro immaginario. Poi, un giorno d'estate, è tornato. Altopiano di Asiago, 8 del mattino. La manza è stata aggredita prima nel collo, è stata assalita nel collo. Non solo lupi, nel libro anche le scorribande dell'orso M4 che ammazzava pecore, asini e mucche, e la vera storia dell'orsa Daniza, mamma di 11 cuccioli, star suo malgrado, catturata e uccisa da un'overdose di anestetico, animali di un'Italia selvatica appena fuori dalle nostre porte o anche dentro, come quel cervo nel negozio di Cortina d'Ampezzo, piena zona struscio. È l'ultimo di una lunga serie. Noi abbiamo visto caprioli a Vicenza, ma proprio in centro. Abbiamo visto un camoscio a Verona. È un racconto che affascina, quello dello scrittore che parla alla natura. Daniele Zovi, la passione l'ha coltivata da sempre, la laurea in scienze forestali, il lavoro per la tutela dei boschi, l'amore per la montagna. Ha scritto di alberi sapienti, ha visitato le selve più antiche del mondo, ha studiato gli orsi e ascoltato i suoni nelle notti selvatiche, alla ricerca di un mondo primordiale che resta incantato, misterioso e straordinario. Dire selvatico è dire libertà e bellezza, emozione e rispetto, parole che dovremmo desiderare di usare ogni volta che diciamo natura.